Un impegno a riconoscere il valore del volontariato e del lavoro domestico svolto da padri e madri di famiglia è quanto ha chiesto il Forum delle associazioni familiari a livello europeo ai candidati alle ormai imminenti elezioni di domenica. Un manifesto articolato in 10 punti che diversi candidati hanno sottoscritto, con il quale si chiede un impegno preciso a contrastare innanzitutto la denatalità, con iniziative volte a incrementare la consapevolezza del problema e ad applicare il cosiddetto family mainstreaming, valutando cioè l'impatto sulle famiglie per ogni politica settoriale. Il manifesto propone inoltre un impegno a sostenere le politiche pubbliche che riconoscano la dignità della famiglia ed il suo ruolo economico fondamentale per il bene comune, riconoscendo il compito dell'associazionismo familiare nella definizione e nello sviluppo dei programmi europei. Ma non si può pensare di contrastare la denatalità senza lavoro e senza un adeguato equilibrio fra professione e lavoro domestico. Il manifesto proposto dal forum ai candidati, pertanto, chiede un impegno a favorire le iniziative che intendano il lavoro come espressione del talento personale e non solo come tassello di una macchina economica e finanziaria, garantendo un impiego dignitoso per ogni famiglia, valorizzando il lavoro casalingo come contributo al bene sociale e partendo proprio dalla famiglia per definire le condizioni lavorative. Il manifesto inoltre sottolinea la complementarietà fra uomo e donna, impegna i candidati a rifiutare ogni tentativo di cancellare le differenze sessuali attraverso politiche pubbliche e a rispettare l'istituto del matrimonio e a promuovere iniziative per sostenere le famiglie nelle difficoltà coniugali. C'è inoltre un preciso impegno al rispetto della dignità della vita, alla cura dei bambini e delle madri, nonché delle famiglie affidatarie o adottive. Infine, una sottolineatura circa l'aspetto educativo. Il manifesto impegna a promuovere il diritto dei genitori ad educare i figli secondo le proprie tradizioni culturali, morali e religiose, tese a favorire il bene e la dignità di ciascun figlio.